Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro. Si sta per votare una riforma dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia che presenta numerosi punti critici. Proverò a elencarli. Punto primo. La soppressione delle province nel Friuli Venezia Giulia va contestualizzata nel progetto di riforme dello Stato e dell'ordinamento di quasi 10 anni fa. L'applicazione della legge del Rio si deve quindi intendere come volontà di riformare il Paese in modo serio con provvedimenti ordinamentali, il cui fine ultimo sarebbe stato quello di modernizzare l'Italia. La Regione Friuli Venezia Giulia conta oggi poco più di 1.100.000 abitanti. La prima domanda è dunque: abbiamo davvero bisogno di 3 organi elettivi o sarebbe più razionale e più utile ripensare l'organizzazione sotto la regia della Regione, certo, e in stretta collaborazione coi comuni che sono 219? Alcuni di questi davvero di dimensioni molto ridotte, ma che sono sentiti come identificativi dei singoli territori. Territori che presentano delle specificità assai differenziate. Comprendono aree montane, per esempio la nostra è per lo più una montagna sempre più spopolata che ha bisogno di particolare attenzione alla manutenzione e al monitoraggio del territorio, quindi di collaborazioni tra singole amministrazioni comunali. Alcuni comuni sono aree metropolitane, altri sono insediamenti costieri sottoposti a grandi flussi turistici durante la stagione balneare. Poi ci sono i comuni di confine con le repubbliche di Austria e Slovenia, che grazie ai progetti del GECT, per esempio, si pensi al ruolo e alle iniziative del GECT di Gorizia, Nova Gorica, Szentpéter-Wertőjba o Interreg, progetti europei, hanno avviato assai proficue collaborazioni e servizi transfrontalieri, segno tangibile dei benefici derivanti dalla comune appartenenza all'Unione Europea. Ma ci sono anche comuni dalla spiccata vocazione industriale, come quelli del Pordenonese, le aree pedemontane, tutti con esigenze specifiche e con le necessità di progettualità, guida e coordinamento integrati a livello regionale. All'incrocio tra i 2 corridoi europei che attraversano il Friuli Venezia Giulia, il sistema portuale del mare Adriatico orientale con Trieste e Monfalcone è uno snodo strategico per l'Italia, i Balcani occidentali, il centro-nord Europa e per l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Colgo l'occasione per rinnovare l'auspicio al governo di mantenere il suo formale impegno e applicare finalmente i trattati internazionali che sanciscono per Trieste lo status di porto franco internazionale estremamente importante in questo momento storico per tutto il sistema produttivo regionale. La frammentazione è da troppo tempo un fattore di rallentamento della modernizzazione e dello sviluppo. Non sarà la reintroduzione delle province a far funzionare meglio questa realtà. Servono connessioni organizzative, condivisioni di servizi tra aree similari, non 4 province che hanno peculiarità e necessità diversissime sul proprio territorio che non riescono a gestire, creando doppioni o lasciando aree intere senza sostegno di nessun tipo. Punto 2. Lo rilevo per il senatore Dreosto. L'abolizione delle province è stata votata all'unanimità. Dopo un percorso di riforme non c'è stato nessun voto contrario, dopo un percorso di riforme avviato nel 2013 e concluso nel 2016. Non ci furono voti contrari anche a seguito di un confronto molto approfondito tra le varie realtà che costituiscono il tessuto storico di una regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, che ha coinvolto non soltanto le forze politiche, ma realtà e comunità locali. Ci si chiede se dopo neanche 10 anni e nessuna elaborazione del sistema di governo degli enti locali questo voltafaccia sia giustificato o sia strumentale. Certo, per la specialità regionale è una resa. Punto 3. Per modificare le regole si poteva discuterne in maniera diversa, senza riaprire lo statuto e metter mano a una riforma costituzionale. Creare connessioni è necessario, come ho detto,
ma deve deciderle il territorio, devono deciderle le amministrazioni comunali secondo le proprie esigenze. La giunta Fedriga sa bene quanto si possa fare, ma che non ha voluto fare perché non si è preoccupata di dare sostegno alle amministrazioni locali. E perché non lo ha fatto? Senza le amministrazioni che sono senza adeguato personale tecnico per i progetti dei fondi del PNRR? Lo abbiamo chiesto a gran voce e questo non è questione di province, ma di governo, visto che la mancanza di personale specifico negli uffici tecnici e di segretari comunali è un problema che affligge tutto il paese. Punto 4. Parliamo di specialità e di autonomia. Il Friuli Venezia Giulia ha avuto la sua specialità anche grazie alla presenza storica della minoranza slovena autoctona e al giusto riconoscimento delle minoranze linguistiche friulana e germanofona. Il dubbio che mi sfiora è di natura squisitamente politica e riguarda l'indebolimento di questa specialità, il cui esito sarebbe la riduzione progressiva del rilievo delle minoranze in un quadro di normalizzazione. Non posso evitare di riferirmi al fastidio con cui ancora oggi certe forze politiche di maggioranza guardano agli sloveni, e tornare alle province come erano e dove erano non porta nulla alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze. Punto 4. Parliamo di costi. Il personale delle ex province è stato assorbito per lo più dagli uffici regionali. Ripristinando le province come organi elettivi, si porrà il problema di nuove necessità di personale per i nuovi uffici che si dovranno ripristinare, dato che sarà molto improbabile un ritrasferimento dalla regione alle province dei dipendenti trasferiti a suo tempo. E questo a prescindere dalle garanzie contrattuali. I costi saranno enormi e il reperimento del personale affatto scontato. Le urgenze dei cittadini e il conseguente impiego di risorse sono altro rispetto alla ricostruzione di enti dai compiti ancora oscuri e dai confini territoriali già contestati. Solo per dire della sanità, il ministro Ciriani ha colto il pretesto della sua criticità in Friuli Venezia Giulia per aprire la crisi politica che ha messo in discussione la giunta Fedriga. Sanità territoriale, personale medico e infermieristico, liste d'attesa e privatizzazione incalzante anche del pronto soccorso sono alcuni titoli di una situazione che non migliora. La partita che si sta giocando sulla testa dei cittadini del Friuli Venezia Giulia è assurda. Il vento in poppa a Fratelli d'Italia permette al ministro Ciriani di delegittimare l'operato del governatore Fedriga, in difficoltà anche a causa dell'incertezza sul terzo mandato, evidentemente. Qualcuno potrebbe parlare di una Wille zur Macht, di una sete di potere, non di buon governo senza nessuna remora, nessun rispetto per i sindaci e le giunte dei 219 comuni che lavorano in situazioni difficili per garantire servizi ai propri concittadini. E quanto la regione si balocca con riforme inutili. Il nostro invito è di ripensarci. In Friuli Venezia Giulia serve una riforma vera del sistema degli enti locali. Abbiamo l'occasione per fare un passo importante proprio utilizzando la nostra specialità senza forzarla a scopi di immediato rendimento di posizione. Ci sono proposte avanzate da alcuni auditi alla Commissione Affari Costituzionali che non prevedono di riaprire lo statuto speciale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, mantenendo quella specificità che è garanzia per tutti. Lo dico, mi sia permesso, come rappresentante di tutti e anche come unica senatrice della minoranza slovena. Già solo l'ipotesi di modificare i confini di una rinata provincia di Gorizia potrebbe costituire un precedente pericoloso. Significa spostare anche alcuni comuni bilingui dal triestino, vorrebbe dire voler imporre l'idea che gli sloveni, i villici alloglotti come erano definiti durante il ventennio, andrebbero comunque relegati ai margini di Trieste, ad esempio, città multietnica quando serve, ma nella quale certe destre farebbero volentieri a meno della presenza storica slovena che risale ormai a 15 secoli almeno.
Il nostro voto sarà contrario per il merito e per il metodo, per evitare che sorgano più problemi e disfunzioni di quelli che il centrodestra in Friuli Venezia Giulia sostiene di voler correggere. La giunta Fedriga ci ripensi, è ancora in tempo.